Salve, mi chiamo Maurizio Congiu e insegno filosofia al Liceo Scientifico Mariano IV di Arborea, di Oristano. Oggi ci occuperemo di nazionalismo e Unione Europea. Scrive Gramsci: la storia contemporanea offre un modello per comprendere il passato italiano. Esiste oggi una coscienza culturale europea ed esiste una serie di manifestazioni di intellettuali e uomini politici che sostengono la necessità di una Unione Europea. Si può anche dire che il processo storico tende a questa unione e che esistono molte forze materiali che solo in questa unione potranno svilupparsi. Se fra X anni questa unione sarà realizzata, la parola nazionalismo avrà lo stesso valore archeologico che l'attuale municipalismo. In questi ultimi anni ci siamo trovati di fronte a questa evoluzione della politica in senso sovranista che è in netta antitesi rispetto anche alla prospettiva gramsciana che, come abbiamo sentito, vede positivamente sia dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista intellettuale un'evoluzione della situazione europea verso una vera e propria unione politica e non solo economica. Contro questa tendenza, che poi trova la sua massima espressione nel manifesto di Ventotene, si è espressa in questi ultimi anni invece la corrente sovranista, che è l'analogo del nazionalismo di cui parla Gramsci e che dovrebbe essere superato da un'eventuale unificazione europea. Dice lui che la parola nazionalismo avrà lo stesso valore archeologico che l'attuale municipalismo. E c'è un chiaro riferimento al passato italiano, così come l'Italia per molti secoli, almeno fino al 1861, se vogliamo prendere questa data come punto di riferimento, per molti secoli, dopo la caduta dell'impero romano, è stata divisa e quindi soggetta al controllo di potenze più forti, la Spagna, la Francia in particolare, e allo stesso modo l'Europa così com'è, con una Costituzione, tra virgolette, così fragile perché basata non su una vera e propria Costituzione, ma su un trattato e che la fa somigliare più ad un condominio che non ad uno Stato, cosa che non è, in effetti, consente o non consente, per meglio dire, all'Europa di giocare un ruolo più attivo, più propositivo, più incisivo nello scenario internazionale. Bisogna essere realistici. È chiaro che i grandi stati, le grandi potenze, gli Stati Uniti in particolare, che domina il mondo occidentale, e la Cina, che in qualche modo ha sostituito l'ex Unione Sovietica, la Russia non è più in grado di esercitare se non a livello locale, in particolare verso i paesi dell'Europa dell'Est, oppure al di sotto i paesi asiatici o centroasiatici, quella forza che invece aveva precedentemente. Bene, questo ruolo è stato assunto dalla Cina, o comunque la Cina tende a coprire quel vuoto appunto lasciato dall'Unione Sovietica, e chiaramente lo scontro fra Stati Uniti e Cina a cui assistiamo e che è segnato anch'esso in un certo senso da un'idea sovranista. In particolare durante la presidenza Trump l'America First ha assunto un ruolo egemonico, neoegemonico rispetto al contrasto fra est ed ovest, ma d'altra parte anche in Cina ci sono forti correnti nazionalistiche che vorrebbero per l'appunto espandere l'influenza cinese non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico fin verso l'Europa occidentale, quindi l'Unione Europea. Ecco perché, come auspica Gramsci, lo stesso processo che poi ha portato all'unificazione italiana e quindi alla risoluzione di quella frammentazione che rendeva l'Italia succube di altre potenze, debba in qualche modo coinvolgere anche l'Unione Europea. Chiaramente
E questa unificazione politica non può essere solo sotto il segno dell'economia e in particolare di un'economia segnata dal neoliberismo. Deve essere un'Europa solidale, un'Europa meno egoista e meno incentrata sugli interessi nazionali. Se noi non riusciamo a superare appunto questa visione da condominio, in un certo senso, dell'Europa attuale, non riusciremo a raggiungere nessun risultato significativo. Quindi la lotta per l'Unione Europea e contro il sovranismo, che è una concezione reazionaria fondamentalmente, deve essere ben seguita e ben inquadrata attraverso un movimento che sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista sindacale riesca a raccogliere delle forze che vadano in una certa direzione, che non lasciino semplicemente al mercato le decisioni fondamentali che riguardano una comunità di circa 500 milioni di abitanti. Grazie.